Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi iniziamo una serie di catechesi sui sacramenti e la prima riguarda il battesimo. Per una felice coincidenza, domenica prossima ricorre proprio la festa del battesimo del Signore. Il battesimo è il sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede e che ci innesta come membra vive in Cristo e nella Chiesa. Insieme all'Eucaristia e alla confermazione forma la cosiddetta iniziazione cristiana, la quale costituisce come un unico grande evento sacramentale che configura il Signore e fa di noi un segno vivo della sua presenza e del suo amore. Può nascere in noi una domanda: ma è davvero necessario il battesimo per vivere da cristiani e seguire Gesù? Non è in fondo un semplice rito, un atto formale della Chiesa per dare il nome al bambino e alla bambina? È una domanda che può venire, no? E a tale proposito è illuminante quanto scrive l'Apostolo Paolo. Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Dunque non è una formalità, è un atto che tocca in profondità la nostra esistenza. Non è lo stesso un bambino battezzato che un bambino non battezzato. Non è lo stesso. Non è lo stesso una persona battezzata che una persona non battezzata. Noi col battesimo veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d'amore di tutta la storia. E grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più in balia del male, del peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i fratelli. Molti di noi non hanno il minimo ricordo della celebrazione di questo sacramento ed è ovvio se siamo stati battezzati dopo la nascita, poco dopo della nascita. Ma io ho fatto questa domanda 2 o 3 volte qui in piazza. Chi di voi sa la data del suo battesimo? Alzi la mano. Chi sa? Pochi, Pochi. Ma è importante conoscere qual è stato il giorno nel quale io sono immerso proprio in quella corrente di salvezza di Gesù. E mi permetto di darvi un consiglio, ma più che un consiglio, un compito per oggi. Oggi a casa cercate, domandate la data del battesimo e così saprai bene qual è stato il giorno tanto bello del battesimo. Lo farete? Non sento entusiasmo, Lo farete? Sì, perché è conoscere una data felice, la del nostro battesimo.
Il rischio di non saperlo è di perdere la memoria che il Signore ha fatto in noi, la memoria del dono che abbiamo ricevuto. Allora finiamo per considerarlo solo come un evento che è avvenuto nel passato e neppure per volontà nostra, ma dei nostri genitori, per cui non ha più nessuna incidenza nel presente. Dobbiamo risvegliare la memoria del nostro battesimo, rivegliare la memoria del battesimo. Siamo chiamati a vivere il nostro battesimo ogni giorno come realtà attuale nella nostra esistenza. Se riusciamo a seguire Gesù e a rimanere nella Chiesa, pur con i nostri limiti, con le nostre fragilità e i nostri peccati, è proprio per il sacramento nel quale siamo diventati nuove creature e siamo stati rivestiti di Cristo. È in forza del battesimo, infatti, che liberati dal peccato originale siamo innestati nella relazione di Gesù con Dio Padre, che siamo portatori di una speranza nuova, perché il battesimo ci dà questa speranza nuova, la speranza di andare nella strada della salvezza tutta la vita. E questa speranza niente e nessuno può spengere, perché la speranza non delude. Ricordatevi, vero questo? La speranza nel Signore non delude mai. Noi siamo capaci, grazie al battesimo, siamo capaci di perdonare, di amare anche chi ci offende e fa del male, che riusciamo a riconoscere nelle ultime, nei poveri, il volto del Signore che ci visita, ci va vicino. E questo il battesimo ci aiuta a riconoscere nel volto delle persone bisognose, nei sofferenti, tante anche dei nostri prossimi, il volto di Gesù. E grazie a questa forza del battesimo. E un ultimo elemento che è importante. E faccio la domanda. Una persona può battezzarsi da se stesso? Non sento? Siete sicuri? Non si può battezzare. Nessuno può battezzarsi da sé. Nessuno. Possiamo chiederlo, desiderarlo, ma sempre abbiamo bisogno di qualcuno che ci conferisca questo sacramento nel nome del Signore. Perché il battesimo è un dono che viene elargito in un contesto di sollecitudine e di condivisione fraterna. Sempre nella storia uno battezza l'altro, è una catena di grazia. Ma io non mi posso battezzare me stesso, devo chiedere a un altro il battesimo. È un atto di fratellanza, un atto di filiazione alla Chiesa. Nella celebrazione del battesimo possiamo riconoscere i lineamenti più genuini della Chiesa, la quale, come una madre, continua a generare nuovi figli in Cristo nella fecondità dello Spirito Santo. Chiediamo allora di cuore al Signore di poter sperimentare sempre più nella vita di ogni giorno questa grazia che abbiamo ricevuto con il battesimo. Incontrandoci, i nostri fratelli possano incontrare dei veri figli di Dio, veri fratelli e sorelle di Gesù Cristo, veri membri della Chiesa.
e non dimenticare il compito di oggi, che era cercare, domandare la data del mio battesimo. E come io so la data della mia nascita, anche conoscere la data del mio battesimo, perché è un giorno di festa. Grazie.